Noi nel settore del collaudo siamo responsabili di garantire la funzione, la durabilità e la sicurezza di tutti i dispositivi sviluppati qui, nel nostro stabilimento. L'eccellenza in termini di sicurezza, qualità e funzionalità è una priorità per tutti i prodotti Stihl e naturalmente questo include anche i nostri tosaerba. Il mio nome è Bernhard Huber. Sono il responsabile del collaudo nello sviluppo di Stihl Tyrol e faccio parte dell'azienda da quasi 20 anni. Per il collaudo dei tosaerba ci sono diversi aspetti che si intersecano e collaborano strettamente. Questi includono, da un lato, i test rilevanti per la sicurezza, come le prove di rumorosità. Qui, presso il nostro stabilimento, disponiamo di una camera di misurazione del suono appositamente progettata, dove possiamo testare i nostri dispositivi per il loro livello di potenza sonora. Dopo il test d'impatto, la lama e il suo attacco non devono allentarsi. Sostituiamo parti come la lama e il suo attacco, ma il dispositivo torna immediatamente operativo. Per la longevità e la funzionalità è prevista una vasta gamma di test. Questo significa che abbiamo diversi banchi di prova qui, nel nostro stabilimento, come il banco di prova per il test di concentricità o il test del manubrio, per esempio. Ma andiamo anche direttamente dal cliente finale o dall'utilizzatore. Lì effettuiamo un test utente e, di conseguenza, un'approfondita verifica intensiva per un determinato periodo di vita del prodotto. Nel nostro reparto di collaudo iniziamo i singoli test molto presto. Si comincia con diversi test sui componenti. Arriva il primo prototipo. Poi si procede con determinate preserie, dove nascono i primi pezzi dallo stampo. E qui andiamo direttamente sui banchi di prova. Sono Clara Vonlich e lavoro da 6 anni presso Stihl Tyrol. Faccio parte del gruppo di misurazione e simulazione. Il mio focus principale è la simulazione di flusso per i tosaerba. Nel nostro gruppo, oltre alle simulazioni fluido-dinamiche, simuliamo anche problemi meccanici. Simulo il flusso all'interno dei tosaerba, come si può vedere ad esempio nell'immagine. Questi sono i vettori di velocità nel punto di espulsione del tosaerba, nell'area di ingresso del sacco di raccolta. Con queste simulazioni possiamo prevedere il comportamento di raccolta dei nostri tosaerba. Simuliamo diverse geometrie e lame e possiamo così individuare la combinazione ottimale lama-scocca, che viene poi sottoposta a collaudo. Sviluppiamo lame diverse a seconda dell'ambito di applicazione. Per i nostri dispositivi combinati 4 in 1, sviluppiamo lame multiple, che sono progettate in modo ottimale per tutte e 4 le funzioni. Ci impegniamo a sviluppare tosaerba molto efficienti. Per l'utente questo significa ottenere la massima superficie di taglio. È davvero gratificante partecipare alle nuove innovazioni, metterle in pratica, essere sempre all'avanguardia della tecnologia e contribuire allo sviluppo dei nostri prodotti di alta qualità.